Rieccoci insieme alla nostra parte con il nostro esperto Stefano Zara, esperto di finanza. Buonasera, ben ritornato con noi. Allora, le aziende nolenti o dolenti cambiano pelle con la digitalizzazione, si parla poi di 5G, insomma, con tanti processi che sono in atto, ma ci sono dei cambiamenti molto significativi, dei passaggi importanti. Partiamo dalla digitalizzazione delle aziende, quindi un nuovo modo di concepire queste realtà, poi fino ad arrivare ai finanziamenti, perché cambia anche il mondo del ricorso ai finanziamenti. Sì, digitalizzazione che era un'opzione, oggi invece è l'unica strada. Poi insomma ci sono sempre gli imprenditori che dicono ma il mio prodotto no, per il mio prodotto non va tanto bene, oppure ma noi abbiamo sempre fatto così, ma nel mio caso specifico magari non va. No, la digitalizzazione è un treno che o lo prendi o ti travolge e riguarda tutti i processi aziendali. Sia il negozio di frutta e verdura che la FCA ma come? viaggiano con... Ma esatto, ma al di là della fatturazione, ok, che là vabbè, interviene la normativa, devi cambiare la cassa, questo e quest'altro, il modo di fatturare, quello nolente o dolente. Ma negozio di frutta e verdura, cioè in che termini si parla di un cambiamento di questo così importante, o anche per le aziende del settore manifatturiero, artigiano, che cos'è che c'è di grande? Dalla vendita alla produzione, alla modellistica, pensiamo alla capacità di vendere, di comprare da casa, non è si chiamava in maniera molto banale amazonizzazione dell'economia, ma sostanzialmente oggi tu che hai poco lavoro, che magari lavori da casa, puoi studiare, imparare, fare gli acquisti direttamente da casa tua, puoi comparare i prezzi da casa tua, puoi fare la spesa di frutta e verdura direttamente da casa tua, ma lo fai se è un negozio di frutta e verdura che ti mette online i suoi prodotti. Perfetto, quindi ecco, questo è importante, sì. Ecco che l'alternativa per il cosiddetto negozio di prossimità, no? Sì. Di essere competitivo con il grande negozio se riesce a innescare questo meccanismo, tra virgolette, diventato virtuoso, no? Di servizio quindi al cliente effettivo. Sì, ma questo genera tutta una serie di conseguenze, la sintetizziamo in maniera molto banale, no? Ma supponiamo OVS, è un dato che è uscito su tutti i giornali, ha avuto un meno 40 nelle vendite di negozi ovviamente, ma ha fatto il più 70 nelle vendite attraverso i siti online. Questo consente ad OVS di avere minor stoccaggio, di avere una programmazione della stagionalizzazione in base alle prenotazioni che ricevi migliore, quindi di avere sostanzialmente la possibilità di programmare la produzione di maglie, magliette, pantaloni con un certo anticipo, perché un'azienda che vende online non ha bisogno di avere uno stoccaggio sui negozi, non ha bisogno di tante strutture fisiche, può migliorare nell'assortimento, può vendere a minor prezzo, perché i costi della distribuzione ci siamo sempre chiesti come nel corso degli ultimi 10 anni le economie, soprattutto negli Stati Uniti, sia cresciuta con bassa inflazione. La digitalizzazione è questo, la possibilità di produrre e vendere, quindi avere costi di distribuzione più bassi, costi di vendita più bassi, che si ricaricano ovviamente sui prodotti in maniera più marginale, quindi il prodotto costa meno, a te acquirente costa meno anche andare in cerca di prodotto più adatto a te. No, penso cosa vuol dire poter cercare uno ha un problema fisico, di poter cercare una pletora di negozi la scarpa più adatta, col materiale più adatto, avere con tutta calma la possibilità, anche il digitale te lo consente, di trasferire il tuo plantare dal negozio A al negozio B per avere un prodotto veramente fatto su misura. Questo succede in medicina, no? Ma può succedere anche se ti serve una scarpa più adatta a te o un vestito che cada perfettamente. E questo riguarda anche la spesa corrente che si fa ogni giorno, per passare poi a cose sempre più complicate. Ma in tutto questo, per il consumatore c'è anche un vantaggio in termini di prezzi? Dovrebbe esserci. Ci sarà sicuramente un vantaggio in termini di prezzi. Questo il segnale te lo dà il livello di inflazione che il livello di inflazione l'inflazione salirà nel nostro paese soltanto quando aumenterà la spesa pubblica, ma non per effetto dei consumi privati, perché i prezzi, per ciò che riguarda quello che compriamo, tutto sommato,
ovviamente escludiamo i prezzi legati dell'energia che certo, seguono sì, altre sì. dinamiche, ma sono fermi. La digitalizzazione dell'economia vuol dire anche nuove strade per le imprese per attrarre capitali. Dicevamo prima, il mondo del credito oggi, in banca oggi sostanzialmente si va per farsi il mutuo della casa o per il bonus di ristrutturazione, peraltro, ma è difficile per le imprese oggi essere finanziate. Quindi le start-up. Le start-up oggi che hanno, sicuramente non hanno i conti in regola, perché avere i conti in regola in questa fase è complicato, è impossibile per un'azienda. Ci sono le piattaforme che si stanno affiancando alle situazioni tradizionali di erogazione del credito, cioè il credito bancario costituiva fino a, diciamo l'anno scorso, il 60% delle fonti di approvvigionamento per le imprese, anche se erano attivi altri canali come il crowdfunding, come il private equity, come il business angel. Adesso questi canali che erano alternativi stanno diventando dei driver fondamentali per le start-up, per le imprese che cercano liquidità, cioè uscire da tutto il mondo, si sta disintermediando dai canali ufficiali del credito, ma mi dicevano i colleghi che seguono le piattaforme di crowdfunding che oggi le piattaforme di crowdfunding sono piene, cioè, ci sono tantissime start-up lì dentro che raccolgono. Il crowdfunding sostanzialmente sono iniziative valutate, proposte al pubblico degli investitori e finanziate direttamente dai privati. Ovviamente gli importi finanziati non sono grandi importi. Un crowdfunding in Italia oggi raccoglie per ciascuna iniziativa massimo i 200.000 i 300.000 euro, quando va bene. Certo. Faccio un esempio, il crowdfunding negli Stati Uniti di una piccola start-up, quando va male, è quello moltiplicato 10, sono i 2-3 milioni di dollari che arrivano per partire. Allora l'azienda, se ha bisogno di finanziamenti, non dovrebbe ricorrere alla banca, perché altrimenti deve vendere il suo progetto, metterlo online, perché le piattaforme di crowdfunding sostanzialmente è l'idea che diventa un progetto industriale, va in rete e incrocia chi privato o azienda cerca di investire denari in idee che abbiano ovviamente un potenziale. Ma un'azienda a questo punto fa entrare dei soci che magari non vorrebbe far entrare, delle partite di un classico, allora quindi classico fondo che vorrebbe tenersi ben lontano dal gruppo, magari un'azienda di carattere familiare, no? Quindi c'è anche questo pericolo per molte realtà che poi diventa la perdita proprio dell'azienda di famiglia e di conseguenza diventa multinazionale. L'alternativa è questa: se tu hai già delle spalle sufficientemente larghe per andare avanti con le tue forze e quindi attrarre capitali di tipo tradizionale, quindi bancari, oppure forme di finanziamento dove comunque il controllo rimane sempre tuo, quindi di minoranza, ecco. Allora cerchi di andare avanti per la tua strada. Attrarre capitali è sostanzialmente, per chi non possiede delle finanze, risorse interne. L'AIM, che è il listino delle piccole e medie imprese, sostanzialmente era un modo per consentire ad aziende che hanno già una loro capitalizzazione, una loro struttura, attrarre capitali e avere comunque mantenere una governance, cioè chi comanda è sempre quello, però si distribuiscono, si raccolgono capitali attraverso la sottoscrizione di azioni. Il crowdfunding è una situazione ovviamente più ridotta, più piccola, parliamo di embrioni, però di idee che cercano finanziatori per poter essere sviluppate. Assolutamente sì. Ecco, un altro argomento interessante, abbiamo visto il ciclo delle aziende, quindi devono digitalizzarsi, ricercare progetti quindi interessanti per avere degli investitori, perché le banche è rischioso, puoi chiedere un mutuo e vabbè, là vanno bene, però, o progetti. E poi gli beni di investimento, si parlava di materie prime, metalli anche preziosi e non solo, ma non tanto come investimento nell'oro, ma per che cosa? Allora, tutto ciò che si sta muovendo ovviamente è legato alle nuove tecnologie. Insomma, il digitale rappresenta una svolta quasi come quella che è stata per l'industria del vapore all'inizio del secolo. E poi ovviamente si stanno inserendo sviluppi legati a
trend di traino, quindi i superconduttori generano maggior consumo, quindi abbiamo visto materie prime come l'argento, anche il platino, ma soprattutto il litio salire del 40% di inizio anno, quindi sono dei trend. Quindi materie prime che acquisiscono un valore importante. No, ma sì, non tanto come beni rifugio, a parte l'oro, insomma. Abbiamo visto l'argento se ne fa un uso industriale o superconduttore, e il litio ovviamente è cresciuto del 40% dall'inizio dell'anno perché è una materia fondamentale per tutto ciò che riguarda la realizzazione di accumulatori per i motori elettrici. Anche questa svolta ha delle ripercussioni ovviamente immediate e dirette su quello che sono i beni che si realizzano per essere venduti. Poi. Quindi non è un bene rifugio? Ma... No, non so cosa sia, la percezione di bene rifugio è una... Per un esperto di finanza è qualcosa è un'eredità del obsoleto. passato, è un'eredità del passato. Ma me ne parla anche qualche cliente, poi con qualche cliente con cui ho un rapporto di amicizia mi sbilancio, nel senso che mi dice, ma cosa ne dici Stefano se compriamo dei lingotti d'oro? Beh sì, vabbè, non è un'idea... Però dove li tieni? Poi gli dico dove li tieni? Li seppellisci in giardino e se te ne serve un pezzo cosa fai? Lo affetti con l'affettatrice? Sì, ma poi sono dei problemi pratici, poi nascono dal fatto che l'investimento in lingotti o in diamanti ha oltre che un ovvio ed evidente problema di sicurezza, dove li tieni poi a casa tua, ma anche il fatto che se poi ti serve realizzare, oggi non c'è nessuna struttura, tra virgolette, ufficiale che sia a tua disposizione per l'oro, i lingotti, se ti serve poterne realizzare una, per cosa fai? Ma io ho visto, perché mi è capitato di seguire delle successioni importanti, avevamo dei clienti che poi è mancato, aveva dei lingotti in cassetti di sicurezza, ma è venuto il gioielliere col bilancino a pesarli, a farne una valutazione, ma se ci fosse stata l'esigenza di venderlo oggi, a parte i negozi di numismatica, sono delle situazioni difficilmente monetizzabili, cioè investire oggi in oro e in oro fisico è una scelta veramente legata al passato, è un'archeologia. Il mercato dell'immobile? Ma anche lì sembra che si stia un po' riprendendo in qualche modo, però non come investimento. Ho seguito un po' perché ci viviamo vicino all'evoluzione un po' di Venezia. Venezia oggi può diventare, se il progetto di Venezia come Smart City è un progetto estremamente interessante se lo sapranno gestire bene, nel senso che oggi Venezia può diventare un posto che attrae creativi da tutto il mondo, informatici da tutto il mondo, perché la svolta digitale consente a Venezia, che ha 1 gigabyte, quindi a Venezia si naviga come a San Francisco, uguale, ha l'aeroporto a 30 minuti, ben servita, città magnifica, può attrarre... Quindi una nuova vita diversa da quella turistica. Può attrarre lavoratori, ecco, in maniera da tutto il mondo. Oggi lo smart working ha fatto capire il crollo dei prezzi di San Francisco, ha fatto sì che quasi molte persone che ci lavoravano, che ci vivevano per lavoro, 70 metri a San Francisco vuol dire $6.000 al mese d'affitto, $6.000 al mese, 70 metri. Vuol dire uscire da lì, tornare ai loro paesi d'origine e lavorare da casa. Quindi chi viveva in Germania, in Olanda, ecco, queste persone possono scegliere, abbiamo visto che si può scegliere la destinazione più piacevole del mondo, quindi può proporsi Venezia e attrarre veramente designer, creativi, informatici, sistemisti, aziende digitali che hanno anche un impatto ambientale neutro, quindi positivo per Venezia, e diventare veramente il centro di una nuova situazione produttiva, non più industriale, inquinante, ma essere un piccolo rinascimento veneziano è praticabile, visto l'attrattiva che quella città, chi lavora nel mondo dell'intrattenimento, della musica, della pubblicità, del design, può vedere Venezia oggi come un posto in cui lavorare, anche se ieri viveva a San Francisco, sì, può farlo. Ti coordini con i fusi orari e puoi vivere là.
La connessione nella quiete Infatti si tratta di aprire la mente a nuove opportunità e ovviamente la parte infrastrutturale ci deve essere, in questo caso qua si tratta Ma già di oggi la connettività. qualità e le possibilità che offre la città sono... E come tanti dicono, puoi lavorare in un'imbarcazione, in un bel porto, se quel porto ha un sistema di connessioni eccezionali. Quindi se viene gestita e cavalcata, la situazione può essere molto virtuosa per noi altri. Ma perfetto, questo è già percepito oppure è una cosa... Sì, è già percepito. Se ci arrivo io, ci sono già arrivati in tanti. Lei fa da megafono di qualcosa che già bolle in pentola. Il medione sono io, quindi se ci arrivo io sono già arrivati. Perfetto, allora Stefano Zara, grazie di aver fatto da amplificatore di cose che già bollono in pentola, notizie anche molto interessanti, spunti che possono essere poi ampliati, buon lavoro, a voi grazie di averci seguito, buona serata, buon proseguimento e noi ci troviamo come sempre domani, grazie.